a tutte e a tutte, agli antifascisti, ai parenti dei partigiani e delle partigiane. Questa è una commemorazione veramente importante per questo borgo, dove noi ricordiamo 21 antifascisti e ricordiamo soprattutto Gianna, a cui abbiamo intitolato la nostra sezione, Fidalma Garosi Lizzero. Gianna è come se fosse qui ogni anno, ogni volta. Gianna ci teneva tanto a questa commemorazione, soprattutto perché credeva nei giovani, e oggi è molto bello vedervi numerose e numerosi. Io direi di dare inizio a questa commemorazione cominciando con l'onore ai caduti. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo su per l'arida montagna, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciamo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo i cuori e i muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Di giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, partigiana è la forte ardente schiera. Per le strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor della grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Coro Popolare della Resistenza, grazie, sempre con noi, sempre con l'ANPI. Bene, ringrazio le autorità, il consigliere Furio Onsel, gran parte dell'amministrazione comunale, che non è mai stata così numerosa a questa commemorazione. Benvenuti, buon lavoro. Ringrazio anche della presenza la Polizia Municipale, grazie. Passo la parola per un cenno di saluto al consigliere Jacopo Cainero. Prego. Buonasera a tutte e a tutti. È con grandissima emozione che porto i saluti dell'amministrazione comunale e del sindaco Alberto Felice De Toni in questa iniziativa che è una delle iniziative che ricordano le persone, le cittadine e cittadini che ormai più di 78 anni fa hanno dato la loro vita, il loro sacrificio per la resistenza, per donarci un'Italia, un paese più libero, più giusto, più democratico, per darci la possibilità oggi di poter rappresentare le istituzioni democratiche del nostro paese, e una delle più importanti, quella comunale,
passando da libere elezioni, tributando a chi ha sacrificato la propria vita il nostro impegno e la nostra dedizione per la gestione della cosa pubblica. Percepisco con grande emozione questo momento perché, come tanti di noi, sono parte, diciamo, di quella storia, perché alcuni miei parenti sono stati imprigionati prima nelle prigioni di Via Spalato e poi sono stati impiccati a Premariaco e a San Giovanni alla Tisone, e percepisco che quel loro sacrificio è stato fondamentale appunto per darci oggi delle istituzioni democratiche in cui poter liberamente esprimere la nostra opinione, in cui poter liberamente esprimere e dare risposta ai nostri bisogni e ai bisogni della società. Oggi noi viviamo in pace, viviamo in una condizione di pace, lo dobbiamo in buona parte a loro e alla nostra Costituzione, che è nata da quella storia, che è cresciuta negli anni della guerra e nei mesi e negli anni della Resistenza. Oggi si fa tanto parlare di antifascismo nella Costituzione, del fatto che sia o meno esplicitata la sua condizione antifascista, ma di fatto la Costituzione è l'elemento che ci caratterizza come paese antifascista, come paese democratico, come paese aperto alla tutela degli ultimi e degli oppressi della nostra società. Quindi rivendichiamo qua oggi col nostro impegno, con i risultati delle libere elezioni che ci hanno portati a governare l'amministrazione, rivendichiamo i principi di democrazia e di lealtà alla Costituzione e alle leggi fondamentali di questo Stato, che sono leggi antifasciste per definizione. Noi abbiamo la fortuna di vivere in pace, ma esistono, e lo sappiamo, dei paesi che non vivono questa fortuna. A loro dobbiamo guardare, dobbiamo tendere la nostra mano, il nostro supporto, il nostro aiuto, perché tutti possano vivere in pace, perché le grida che arrivano da alcune parti del mondo di rivendicazione dei diritti che a noi paiono scontati, devono invece trovare in noi un forte sostegno e una guida per poter essere rivendicati e applicati. Quindi guardiamo alle donne che gridano, che si uniscono e che lottano al grido di donna, vita e libertà, ci mettiamo al fianco dei nostri fratelli e delle nostre sorelle ucraine che vivono una condizione di oppressione e speriamo di poter vivere presto tutti in pace e di non dover più discutere della necessità di rivendicare certi diritti. Oggi è una giornata di festa, domani lo sarà ancora di più, tempo permettendo, è una giornata di festa. Viviamo questa giornata di festa con la consapevolezza che il nostro compito è quello di ricordare, di tramandare, è quello di insegnare laddove è necessario in ogni ambiente della nostra società che necessita di essere permeato dai valori antifascisti e democratici. Viviamo con impegno, viviamo con costanza e senza dare per scontato tutto quello che oggi celebriamo. Io vi ringrazio di essere qua in tanti, vi auguro di continuare a vivere la passione per i valori della libertà e della resistenza. Viva la resistenza, viva l'Italia libera e democratica. Grazie a Jacopo Cainero. Come ho già detto, questi giovani sono la nostra speranza, ecco, sono il nostro futuro. Evidentemente abbiamo seminato bene. Adesso io passerei la parola a Flavio Fabbroni, che come me è stato un grande amico di Gianna, perché vorrei che raccontasse un po' la storia di questa lapide. È un intervento tra parentesi, no? C'è la storia di quella lapide lì. Per arrivarci bisogna andare un po' indietro, negli anni 70 si stava avvicinando il 30° della liberazione, 75 sarebbe stato, no? E lì allora, no, qui a Udine comincia a agire con una decisione straordinaria, era una donna in gamba, una che non era pure niente, organizzatrice, e lei fa un programma. Il programma dice bisogna mettere in tutte le scuole della città
No, una lapide che ricordi i partigiani del luogo, del quartiere, no? Per fare questo anche creò un'organizzazione, un centro, lo chiamò Centro di Documentazione di Storia Popolare, e si mise in azione e questo fu il primo che riuscì a fare. Dopo ne fece altri, però resta l'unico su una scuola superiore. C'è una spiegazione, no? Credo, perché questo quartiere a quegli anni lì era popolare, ma popolare davvero. Poi è diventato di moda un poco e la gente ha dovuto andare magari in via di Giusto per abitare, no? Quindi questa popolarità della zona probabilmente ha fatto scegliere questa scuola, è una supposizione. Vabbè, questa lapide, quindi dico, fu la prima e fu inaugurata il 14 settembre 1975 dal sindaco di allora, che si chiamava Angelo Gandolini, no? Altre lapidi furono messe a Sant'Osvaldo, ai Rizzi, qua come si chiama questa scuola, il Beaticesimo? Alla Carducci, e dopo forse sono altri ancora, ma non so. Una storia straordinaria di questa donna veramente in gamba, ho avuto il piacere e l'onore di conoscerla. Ecco, e per quello abbiamo questa lapide. Grazie. Ogni tanto fa bene anche ricordare cosa sono stati, qual è la storia di lapidi, targhe, tutto quello che abbiamo in città, è una grande ricchezza. Noi è da sabato che siamo in giro a deporre corone e in ogni luogo c'è stato sempre un momento di riflessione, sono stati tanti, questo è l'ultimo, diciamo, della giornata, della città. Passo adesso la parola per l'orazione ufficiale a Chiara Dazzan dell'Ampi di Udine. Buonasera a tutte e a tutti, devo dire che siete bellissime e bellissimi e voglio ringraziare l'Ampi per questa meravigliosa opportunità e cogliere l'occasione di fare i miei personali complimenti ad Antonella Lestani per l'incarico ricevuto del coordinamento provinciale. Mio nonno aveva 4 dita nella mano destra, gli mancava il mignolo. A noi nipoti da bambini e ancora prima ai suoi figli soleva raccontare di averlo perso durante la guerra, quando da un appostamento lo aveva tirato fuori per sentire da che parte tirava il vento e allora un tedesco gli aveva sparato. In verità, ma io e i miei fratelli lo apprendemmo solo in seguito, quel dito tranciato era frutto di un incidente occorsogli in campagna mentre lavorava con una mietitrebbia. Quello però era il suo modo di avvicinare noi ragazzini al racconto di un periodo drammatico della storia italiana che lui aveva vissuto in prima persona e che man mano che noi crescevamo, nella sua narrazione, veniva sfoltito dagli elementi fantasiosi per essere arricchito di dati reali. Tenente dell'11° Reggimento Autieri di Stanza Spalato, nel settembre del 1943 mio nonno fu catturato dai tedeschi con l'accusa di tradimento e complicità con i partigiani jugoslavi. Fu trasferito e internato nello Stammlager 10B di Sandbostel in Germania fino all'aprile del 1944. Dopo essere stato liberato, rimpatriato e congedato, si unì qui in Friuli alla lotta per la liberazione partigiana con il nome di battaglia Diana. Io, ma come tanti di voi oggi qui presenti, faccio parte dell'ultima generazione che ha avuto la preziosa possibilità di ereditare la testimonianza diretta delle parole, degli occhi, delle mani di chi la resistenza l'ha vissuta, di chi la resistenza l'ha fatta. E questa è una responsabilità enorme e duplice, nei confronti del passato e nei confronti del futuro. Viviamo in un momento storico, socio-politico in cui la Presidente del Consiglio non riesce nemmeno a pronunciare la parola antifascismo. In un momento in cui la
La seconda carica dello Stato getta continuamente ombre sulla resistenza, mettendo perfino in discussione le radici della Repubblica e soprattutto della nostra Costituzione, sulla quale ha giurato e che pare non avere mai letto. Viviamo in un momento in cui frange neofasciste, incoraggiate dal silenzio del governo, attaccano l'ANPI chiedendone l'estromissione dalle scuole. E invece è proprio nei presidi culturali, sociali, educativi, come le scuole, i teatri, le piazze, i parchi della nostra città, ma anche i salotti delle nostre case, come faceva mio nonno, che noi dobbiamo tenere sempre viva e accesa la memoria di un passato tragico e inglorioso, perché non ritorni mai più. E lo dobbiamo fare continuando a raccontare ai più giovani le storie di quegli uomini e di quelle donne che 80 anni fa hanno deciso di rivoltarsi al nazifascismo, imbracciando tutto il loro coraggio e il loro desiderio di autodeterminazione e battendosi con forza e non per forza contro il peggior sopruso che un essere umano può subire, la privazione della libertà. Oggi la nostra responsabilità, il nostro dovere devono essere rivolti in egual misura ai ragazzi del 43 e a quelli del 2023. Questi ultimi, figli di un'epoca confusa, spesso sfiduciati, incerti e calati nell'esistenza con le loro identità multiple, talvolta disgregate, private ed escluse, hanno ora più che mai bisogno di muoversi in una cornice di valori umani e sociali chiari e assoluti e di riconoscerli come imprescindibili, di individuare una bussola con cui orientarsi nella costruzione del loro destino, della loro volontà, del loro sé. Conoscere quale sia il significato della vita veicolato dalla resistenza, ovvero quello di una proporzione giusta, è la loro enorme occasione. Sì, perché la vita che i partigiani hanno sacrificato aveva una corrispondenza, per quanto drammatica, con ciò per cui stavano combattendo. Una vita si sacrifica solo per qualcosa di incommensurabile, come la libertà, o l'amore, o il dolore, perché ha un prezzo altissimo. E quel prezzo 80 anni fa è stato pagato per intero e senza sconti. Chi ha fatto la resistenza l'ha fatta per preparare il terreno a opportunità e condizioni che ci proiettassero oltre a quello contro cui i partigiani hanno combattuto. Eppure oggi questo incredibile dono sembra spesso relegato in una buia soffitta. Stiamo assistendo al rafforzarsi del sovranismo e all'espansione delle autorità di partiti che sostengono ideologie xenofobe, discriminatorie, transfobiche, maschiliste e in generale che rifiutano tutto ciò che è diverso o considerato subalterno a chi detiene diritti e poteri. Nonostante alcuni sostengano che il termine fascista sia ormai inutilizzabile per spiegare questi fenomeni, io credo fermamente che non vada richiuso nel vile e polveroso cassetto dei ricordi, perché non è necessaria una marcia su Roma, un regime dittatoriale, una legge che legittimi la censura o che condanni chi non è conforme ai dettami di un unico partito per rintracciare nei nostri giorni le avvisaglie di reflussi fascisti. Basti pensare ad esempio all'irrobustimento di quella mentalità retrograda e conservatrice che esprime odio per tutto ciò che è estraneo alle origini e quindi classificabile come debole. Basti pensare ai tentativi di semplificazione e alterazione malevola della realtà e dei fatti a suo sostegno. Se per fascismo intendiamo l'espressione della prevaricazione a scapito di chi è considerato debole, o peggio sbagliato, allora non c'è dubbio che esso non si sia spento nel 1945 con la fine della Seconda Guerra Mondiale e la liberazione. I pericoli per le democrazie del nostro tempo sono insiti anche in quella che spesso è diventata una farsa, in cui il popolo sovrano è chiamato periodicamente a esercitare il diritto di voto come una comparsa che entra in scena, peraltro sempre più parzialmente, solo al momento delle elezioni, per poi tornare dietro le quinte e cedere il palco a governanti spesso incapaci di riempire con qualcosa di buono, di utile, di misurato quei luoghi di possibilità lasciatici in eredità dai partigiani. Ma noi, i nostri ragazzi, le nostre ragazze, abbiamo diritto a un'alternativa. Ricordare, narrare, celebrare le donne e gli uomini che hanno versato il loro sangue per la nostra libertà, farlo con e per i nostri figli, insegnare a loro a farlo domani con i loro figli,
è l'unica strada per il rispetto di quell'immenso, crudele ma proporzionato sacrificio che ci ha donato la possibilità, che non possiamo sprecare, di costruire una società di persone libere ed uguali, dove ciascuno possa sviluppare la propria personalità senza discriminazioni di alcun tipo. Ora vi chiedo di ascoltare questo appello e immaginare ognuno di loro che risponde resisto, e rispondete anche voi nei vostri cuori. Pigotti Nello, Bortolotti Italo, Castiglione Silvano, Cesca Mario, Cos Vittorio, Fabbro Ferdinando, Ferreri Bertillo, Ferreri Giuseppe, Gobitta Luciano, Lodolo Giovanni, Mega Rinaldo, Mitri Pietro, Pasinato Edgardo, Periz Giobatta, Cuoco Alessandro, Tomada Galliano, Tonizzo Giuseppe, Torossi Tiziano, Vida Galliano, Zamparo Aldo, Zanuttini Mario, Zilli Angelo e Fidalma Garosi Lizzero. Nome di battaglia Gianna. Infermiera dell'ospedale di Udine, staffetta dei gruppi di azione patriottica sulle Alpi Carniche e anima di questa celebrazione per decenni. Ma permettetemi di chiudere aggiungendo a questi nomi quello di un partigiano dei nostri tempi, un uomo incapace di indifferenza, costruttore di pace, giustizia e accoglienza, compagno e condottiero di battaglie per i diritti degli ultimi, degli indifesi, di tutti noi. Pierluigi Di Piazza. Sia sempre viva la memoria, viva la Costituzione, viva la Repubblica. Attraverso valli e monti, eroico avanza il partigian, per scacciare l'invasore, all'istante non doman, per scacciare l'invasore, all'istante non doman. Le bandiere, tinte nel sangue del partigian, giù dai ponti a Valdeschiere, sotto il fuoco avanti va. Giù dai monti a Valdeschiere, sotto il fuoco avanti va. Partigian bandiera al vento, sempre uniti noi saremo. Partigiani all'assalto, alla conquista del terreno. Partigiani all'assalto, alla conquista del terreno. I nemici e i traditori saranno scacciati con l'acciar, e il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mar. E il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mar. Combattiamo per vendicare tante infamie e atrocità. Combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà. Combattiamo perché l'Italia viva in pace e libertà.
pace e libertà. vessillo in alto sventola, una tela di un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator, emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator, senza tema né rimpianto, la più ardita gioventù ha lasciato città e paesi per combattere lassù, ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Al richiamo del vessillo pur la donna rispose sì, fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e il dì, fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e il dì, tutti uniti, tutti fratelli, là sul fronte liberator, combattiamo con l'arma in pugno contro il barbaro oppressor, combattiamo con l'arma in pugno contro il barbaro oppressor. Un vessillo in alto sventola, una tela di un sol color, ricorda il sangue dei tuoi fratelli caduti al fronte liberator, ricorda il sangue dei tuoi fratelli caduti al fronte liberator. Grazie al Coro Popolare della Resistenza. Bianca, bianca, c'è una macchia color vermiglio, e sangue, sangue di mio figlio.
partigiano Coro Popolare della Resistenza. Siamo qui a rendere onore alla medaglia d'argento al valor militare Giovan Battista Periz, Orio. Passo la parola per l'orazione ufficiale a Luca Meneghesso dell'Ampi di Monfalcone. Ok, buongiorno a tutte e tutti, tutto. Per me è un piacere e un onore per cui essere qui, per cui ringrazio l'Ampi, ma è soprattutto un'emozione. Io arrivo da Monfalcone, ma sono nato e cresciuto a Udine. E parlare davanti a questa lapide per me è molto emozionante, quindi spero abbiate pazienza se mi aiuterò con degli appunti. Giovan Periz, Orio, nome di battaglia, è stato un antifascista della prima ora, è stato un comunista del 1925 e seguì tutta la trafila che l'antifascismo della prima ora comportò, e quindi il controllo, il confino, in seguito l'amnistia, per poi salire tra i primi in montagna. Combatté con la brigata Picelli Tagliamento, ma organizzò soprattutto i GAP in città. In seguito a una delazione venne arrestato e poi trasferito deportato a Mauthausen, dove morì. Il racconto di sua moglie del primo pestaggio che subì in galera a Udine ricorda in maniera preoccupante le immagini che abbiamo visto uscire oggi dal centro di permanenza per richiedenti asilo di Gradisca di Sonzo. Ma per me, nato e cresciuto a Udine, nella periferia est della città, Giovan Periz è soprattutto il nome di una via. Io ho avuto la fortuna di crescere in quel quartiere dove si possono leggere i nomi, oltre che di Giovan Periz, anche di altri partigiani come Silvio Marcuzzi, Montes, oppure Mario Modotti, Tribuno. Nomi che solo io, molti anni dopo, avrei capito l'esempio che avevano e l'importanza che poi hanno avuto ed hanno nel mio stesso immaginario. Ma per me, via Giovan Periz era anche la via dove abitavano due miei amici. Erano entrambi sinti di etnia e furono tra i primi che mi insegnarono quel gergo che si parla in via Riccardo, che forse molti di voi conoscono. Solo moltissimi anni dopo io capii che moltissime parole di quel gergo provengono dalla lingua romani, la lingua di Rom e Sinti. Tante volte quando noi viviamo in società maggioritaria non ci rendiamo conto dell'influenza e la forza che hanno le minoranze sulla nostra cultura e sul nostro immaginario. Vorrei quindi spendere due parole anche sulla resistenza e l'importanza nella resistenza di Rom e Sinti. Vorrei ricordare ad esempio la figura di Amilcare De Bar, un sinto torinese che combatté insieme a Pertini nella liberazione di Torino, e il cui status di combattente partigiano gli venne riconosciuta solo quando il suo compagno di lotta divenne Presidente della Repubblica. Un'altra storia molto importante di Rom e Sinti combattenti si ebbe a Vicenza. Nel novembre del 1944 venne fatta una ritorsione, vennero ammazzati 10 partigiani, di cui 4 erano Sinti. Uno di loro, Renato Mastini, è il marito di Vincenzina Esmeralda, come si chiama il popolo, scusate, Pevarello, che è tuttora in vita e che tra l'altro adesso la sua testimonianza di recente a Gad Lerner. Il gruppo forse più noto della resistenza Rom e Sinta è stata quella dei Leoni di Breda Solini, e in pratica un'intera brigata che era composta da Sinti fuggiti da un campo di internamento, per la verità, in cui erano stati internati in quanto appunto Sinti. E questo gruppo era un gruppo che di giorno facevano il mestiere di giostrai circensi, di notte invece facevano appunto i partigiani. Si meritarono il titolo di leoni per la loro particolare audacia. Ed erano particolarmente amati dalla popolazione per il fatto che loro rifiutavano la violenza gratuita. Per venire invece qui a noi c'è la figura di Giuseppe Levakovic Zigari, un partigiano della Brigata Osopo che combatté nel Gemonese. Sua moglie venne deportata a Dachau, lui riuscì a salvarsi e si aggregò alle brigate partigiane. Queste sono solo alcune delle tante storie che avrei potuto raccontarvi della resistenza Rom e Sinta, l'importanza che ha avuto all'interno della guerra di liberazione.
Spesso come società maggioritaria rifiutiamo, abbiamo dei pregiudizi verso questa minoranza, forse anche per la loro indisponibilità, direi, a essere rinchiusi nel ruolo di vittime, e questo forse ci dà fastidio. Ma Roma e Sinti rifiutarono sempre il ruolo di vittime, lo rifiutarono perfino ad Auschwitz. Dal 16 maggio del 1944 fino al 2 agosto ci fu tutta una serie di continue rivolte compiute all'interno dello Zigeunerlager, dove appunto i cosiddetti Zingari venivano rinchiusi, che venne conclusa con la totale sterminio e eliminazione di tutte le persone che erano rinchiuse in quel cerchio, diciamo, del campo di Auschwitz. Le grosse ingiustizie che poi hanno subito i Rom e i Sinti, per quello che loro chiamano Samudaripen o Poraimos, che vuol dire olocausto o uccisione di ognuno, è il fatto che nonostante abbiano subito l'olocausto appunto di 500.000 persone all'interno di tutta Europa, sono stati esclusi anche dai risarcimenti in seguito ai processi di Norimberga. L'antiziganismo è la pietra angolare del razzismo. Noi in maniera forse superficiale, se non apertamente razzista, li definiamo come zingari o nomadi e pensiamo che la loro chiusura nei campi sia l'unica cosa giusta da fare per loro. In realtà quando noi utilizziamo la parola zingari, li chiamiamo nomadi e li chiudiamo nei campi, stiamo utilizzando gli stessi pregiudizi, gli stessi strumenti concettuali e lessicali che vengono usati dai nazisti. Zingari è un termine spregiativo, come dire negro, frocio, ed è inaccettabile questo. Dare a un uomo un sito del nomade Dare un sinto del nomade vuol dire replicare il concetto nazista per cui i Rom e Sinti avrebbero questo Wandertrieb, il gene del girovagamento, ma i Rom e Sinti non sono nomadi nella gran parte. E lo stesso fatto che chiudiamo nei campi è una particolarità del tutto italiana ed è il retaggio di quella stagione che noi vogliamo appunto denunciare e non ricordare, che è quella del nazifascismo. Nella nostra regione, ad esempio, Rom e Sinti venivano chiusi insieme agli sloveni e ai croati all'interno dei campi di Gonars e di Visco. Ma perché vi racconto questa storia che forse c'entra poco con Giovanna Perez? Perché io penso che Udine oggi sia il posto giusto da cui partire a cercare di dare una spallata al razzismo a partire dall'antiziganismo. Ci siamo lasciati, speriamo, alle spalle una stagione di appunto razzismo, omofobia, transfobia e pratiche discriminatorie. Noi come friulani facciamo parte di una minoranza che ha anche una sua proprietà linguistica che è tutelata da una legge del 99. Beh, gli zingari, nonostante siano cosiddetti zingari, nonostante siano la più grande minoranza europea, non hanno avuto il diritto di accedere ai diritti e ai benefici che quella legge a noi dà. E quindi io penso che sia appunto il momento e lo spazio giusto per parlare della memoria, della storia di Rom e Sinti. Perché la storia di Rom e Sinti è una storia europea, italiana e anche friulana. Le stesse pietre d'inciampo, qua accanto a me c'è la pietra d'inciampo che appunto ricorda la deportazione di Giovanna Perez. La prima pietra d'inciampo è stata posta nel 1995 a Stoccarda, proprio per ricordare la deportazione nei lager di 1000 Rom e Sinti. Nello scorso gennaio, finalmente, a Trieste è stata posta nella nostra regione la prima pietra d'inciampo che ricorda la deportazione di Romano Held, di padre Sinto e madre Rom, che è stato deportato. La cosa curiosa è che Romano Held era nato a San Pier di Sonzo ed è stato arrestato a Fagagna. A Trieste semplicemente andava a suonare, quindi il fatto che ci sia una sua pietra che lo ricorda in quella città è forse quasi del tutto casuale o dovuto a possibilità e circostanze di tipo politico. La storia dei Rom e dei Sinti che sono finiti nei lager, sono passati attraverso Udine, è una storia, ahimè, che comprende decine e decine di persone. Questa storia è stata raccontata da un professore dell'Università di Firenze che si chiama Luca Bravi, ma soprattutto voglio ricordare una nostra concittadina, perché è nata a Udine, che
che si chiama Eva Rizzin. Eva Rizzin è una ricercatrice dell'Università di Verona, è una sinta, Eftavagaria, perché noi da fuori li vediamo come tutti uguali. In realtà il mondo rom e sinto è come un grandissimo albero con tanti rami. E forse dopo 600 anni che sono sulla nostra terra sarebbe anche il caso di iniziare a distinguerli o a parlarci. Eva ha raccontato in un suo libro, che tra l'altro è liberamente scaricabile da internet, si chiama Attraversare Auschwitz, la storia anche della sua famiglia appunto di Sinti di origine tedesca, che poi è stata deportata in Germania. Io penso che sia appunto, per dare una spallata al razzismo, a partire dall'antiziganismo, sia il momento di cercare di creare un percorso partecipato, coinvolgendo le comunità di Rom e Sinti, per cercare un tempo, un luogo, per trovare uno spazio, per delle pietre che ricordino i Rom e Sinti che sono morti nei campi di concentramento. Io ho anche due nomi da fare, di due persone che sono sinte, che sono state deportate dal nostro Friuli e sono poi morti, uno a Mauthausen come Giobata Peritz e uno a Buchenwald. Si tratta di Bruno Tapparello e di Lindano Pavan. Io penso che ce lo dobbiamo, io penso che forse molti di voi conoscono quella poesia che parla appunto, all'inizio vennero a prendere gli zingari perché rubacchiavano. Beh, quella lista lì a me sembra che stia quasi per finire, quindi in quella lista lì potremmo finirci quasi tutti. E penso quindi, e mi rivolgo a noi tutti, di pensare appunto da una scossa, partire e avere consapevolezza innanzitutto di questo atteggiamento che abbiamo verso le minoranze che convivono con noi da centinaia di anni. Domani è la festa della liberazione, ma io penso che la festa o giornata della liberazione, la liberazione non sia solo una festa o una giornata, ma sia innanzitutto un processo che deve essere collettivo e quindi dipende semplicemente da noi il fatto che questa liberazione ci sia e continui. Viva la resistenza, viva la liberazione. Bravo. Grazie a Luca Meneghesso per questa importante riflessione che ci stimola anche a fare una ricerca su quelle persone Rom e Sinti che da Udine sono state deportate, perché sappiamo che anche negli elenchi delle donne, penso uscite dal carcere di Udine, avevamo queste persone. Adesso due canzoni del coro popolare della Resistenza e poi ci salutiamo. Fischia il vento, infuria la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospiro, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir, nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian, ormai sicura è già la dura sorte di quei vili che ognuno cerchiamo, ormai sicura è già la dura sorte di quei vili che ognuno cerchiamo. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa fiero il partigian, sventolando la rossa sua
bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo, sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Noi siamo i giovani garibaldini della montagna e combattenti siamo, combattiamo contro i fascisti assassini, contro chi angoscia l'intera umanità. Combattiamo contro i fascisti assassini, contro chi angoscia l'intera umanità. Figli onorati di un popolo glorioso, fermi sui campi della libertà, membra ferite ma il volto orgoglioso, l'onor d'Italia del mondo difendiamo. Membra ferite ma il volto orgoglioso, l'onor d'Italia nel mondo difendiamo. Di Garibaldi portiamo l'emblema, di Garibaldi ci guida la fede. Da mesi e mesi lottiamo senza tema, la nostra Italia vogliamo liberare. Da mesi e mesi lottiamo senza tema, la nostra Italia vogliamo liberare. Dalle officine, dai campi risuona l'inno fervente della gioventù, l'inno che sgorga con forza mai doma, gridando a basso fascismo e schiavitù. L'inno che sgorga con forza mai doma, gridando a basso fascismo e schiavitù. L'inno che sgorga con forza mai doma, gridando a basso fascismo e schiavitù. Grazie al Coro Popolare della Resistenza. Prima di salutarci con un'ultima canzone, grazie a Chiara D'Azan, grazie a Luca Meneghesso, grazie al consigliere all'amministrazione comunale, al consigliere Onzel, alla polizia locale, alle forze dell'ordine e carabinieri che hanno reso possibile questo corteo. Grazie doveroso a Giancarlo Peressotti, che è sempre presente col suo impianto di amplificazione. Grazie a Fausto Dell'Oste e a Piero Pintus per la bandiera e il medagliere. Ci vediamo stasera, per chi vuole, alle 20:30 sotto la loggia del Leonello per la lettura dei nomi dei 29 fucilati alle carceri. Altrimenti domani, buon 25 aprile, che sia una festa unitaria e di popolo. Arrivederci. Adesso tutti insieme. Sì, una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti
diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Grazie. Direi che possiamo iniziare con la cerimonia in ricordo dei 29 fucilati alle carceri di Via Spalato il 9 aprile 1945. Cominciamo con la lettura della motivazione della medaglia d'oro al valore militare per Udine e provincia. La lapide che leggete qua dietro. Fedele alla tradizione dei padri, anelante a riscattarsi dalla tirannide e a rinascere a libertà, il popolo friulano, dopo l'8 settembre 1943, sorgeva compatto contro l'oppressione tedesca e fascista, sostenendo per 19 mesi una lotta che sa di leggenda. A domarne la resistenza, il tedesco guidava e lanciava in disperati sforzi orde di fameliche di mercenari, mentre il livore fascista a servizio della barbarie tradiva il generoso sangue del popolo. La fede ardente e l'indomito valore delle genti friulane vincevano sulle rappresaglie, sul terrore e sulla fame. Nelle giornate radiose dell'insurrezione, i suoi 20.000 partigiani schierati dai monti al mare scattavano con un epico eroismo per ridonare a vita e a libertà la loro terra. 2.600 morti, 1.600 feriti, 7.000 deportati, 20.000 perseguiti sentono ancora nello spirito le ansie e i patemi e nelle carni il bruciore delle ferite e delle torture. Testimoniano il cruento e glorioso sacrificio offerto dal popolo alla madre comune, e dai roghi ardenti dei paesi distrutti si leva al cielo la sacra fiamma dell'amore per l'Italia e per la libertà. Quirinale, 14 giugno 1947. Parti
Il 14 marzo 1945 il tribunale tedesco condannò a morte 37 partigiani. L'emozione fu grande in città. I partigiani si diedero da fare per catturare più tedeschi possibile per proporre uno scambio, mentre varie personalità ordinesi, arcivescovo in testa, fecero pressioni sui comandi tedeschi per farli desistere. Ma non ci fu niente da fare. Il mattino del 9 aprile 29 di quei partigiani furono fucilati nel cortile interno delle carceri. Tra di loro c'erano anche un ragazzo di 18 anni, 4 ragazzi di 19. E c'erano anche comandanti prestigiosi come Mario Foschiani, Guerra, che aveva combattuto in Spagna e poi era stato condannato dal Tribunale Speciale Fascista nel 1942 a 18 anni di carcere. O Mario Modotti, tribuno, che guidava una brigata partigiana in Valcellina. Al momento della condanna, tribuno, così scrisse ai compagni: il giorno della condanna a morte cantammo le nostre canzoni sapendo che si andava a morire per una giusta causa. In verità, quando quel signore pronunciò la pena di morte, io non tremai e neppure mi batté il cuore. Lo guardavo e gli ridevo come se avesse detto: sei libero. Accettai la sua condanna con fierezza, stracciai la domanda di grazia. Avrei voluto dare di più e mi rammarico. Raccomando a voi, compagni, mio figlio, affinché mi possa vendicare. Aiutate nel limite del possibile la compagna della mia vita. Questa è l'ultima lettera che vi scrivo. Salutate tutti coloro che conobbi in lotta. Saluti cari a Ninci e ad Andrea. Saluti a Sasso. Vendicateci. Morte al fascismo, morte all'invasore, libertà ai popoli. Adesso noi li ricorderemo chiamandoli per nome. Ad ogni nome ci sarà un colpo di tamburo. Adamo Angelo, di anni 30, da Comiso. Giovatta Beccia, di anni 20, da Ronchis. Mario Bolognato, Firenze. Umberto Bon, anni 31, Manzano. Matteo Bossa, anni 19, Paesana. Luigi Ciol, anni 19, Teglio Veneto. Giuigno Coloricchio, anni 19, Pozzuolo. Luigi Coradazzi, anni 33. Francesco Del Vecchio, anni 23, Barletta. Giuseppe Favre, anni 18, Azzano X. Ovidio Favret, di anni 21, Azzano X. Mario Foschiani, di anni 32, Udine. Salvatore Genovese, anni 24, Randazzo. Giovanni Ghidina, anni 41, Forni di Sotto. Albino Gonano, anni 26, Prato Carnico. Luigi Graereli, anni 18, Gorizia. Elio Livoni, anni 25, di Butrio. Mario Modotti, anni 32, Udine. Valentino Monai, anni 29, Amaro. Antonio Morocutti, anni 27, Treppo Carnico.
Leandro Nonini, anni 29, Gemona. Gino Nosella, di anni 20, Portogruaro. Enrico Pascuttini, anni 20, Spilimbergo. Elio Polo, anni 52, Forni di Sotto. Arduino Potocco, anni 22, Butrio. Enno Radina, anni 31, Villa Santina. Benito Siniciali, anni 21, Sesto Regena. Giulio Testolin, anni 21, Fiume Veneto. Napoleone Zompicchiatti, anni 41, Manzano. Questo è quanto è scritto sulla lapide che li ricorda. Tra queste mura, l'alba del 29 aprile 1945 illuminò il sacrificio di 29 combattenti per la libertà dall'odio nazifascista spenti. Onore a questi uomini. Mondi rosse
fin della oppresión, del pasado hay que ser amigo, legión esclava en pie a vencer. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Compagna di gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso il fiore, il petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cuore. Noi non siamo più nell'officina, entro terra dai campi al mare. La fede sempre all'opera china, senza ideale in cui sperare. Sull'ottiamo l'ideale, nostro fine sarà l'internazionale, futura umanità. Sull'ottiamo l'ideale, nostro fine sarà l'internazionale, futura umanità. Grazie al Coro Popolare della Resistenza che col suo repertorio ci ha dimostrato che la Resistenza è stata veramente internazionale, perché della Resistenza italiana hanno fatto parte tutti i partiti politici, i cattolici, il Partito d'Azione, la Democrazia Cristiana, i comunisti, i socialisti e anche tante persone straniere. Noi avevamo ad esempio in Friuli un battaglione russo che era il battaglione Stalin, e devo dire che anche tanti partigiani vedevano nell'internazionalismo e nella pace un futuro migliore. Quindi grazie per questa serata, ci vediamo domani alla grande manifestazione popolare del 25 aprile. Grazie a tutti per la presenza. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna